È stato appaltato il primo tratto della nuova strada regionale 10 da Borgo Veneto a Ponso, a sud di Padova. Per il proseguimento fino a Carceri c'è la rassicurazione di ANAS che provvederà al finanziamento, mentre è ancora lontana purtroppo la prospettiva di continuare i lavori fino a Montagnana, nonostante la regione si sia impegnata a dare risposte ad un territorio che ha rinunciato a 2 ospedali a favore del nuovo polo ospedaliero di Schiavonia, in cambio però di una viabilità che rendesse più accessibile lo stesso nosocomio. Inaugurando una nuova pista ciclabile a Borgo Veneto, la vicepresidente della regione Elisa De Berti ha dato rassicurazioni ai sindaci sui tempi di realizzazione dell'opera. Nel passato avevano tentato con la concessione non è andata a buon fine, che col senno di poi dico meno male, perché sapete che la variante sarebbe stata una strada a pagamento, quindi come regione ci siamo presi l'onere di andare avanti con la progettazione e di cercare le risorse per poterla realizzare. Il primo lotto funzionale è stato di fatto aggiudicato ed è quello da Borgo Veneto a Carceri, sono 2 stralci, uno già finanziato, l'altro no, ma non ci saranno problemi perché ANAS finanzierà la parte mancante. Adesso dobbiamo andare avanti con l'impegno, diciamo, diventa urgente, quello che io chiamo il bypass di Montagnana, ma che è la parte da Borgo Veneto che va fino a Bevilacqua. È una strada costosa perché purtroppo dobbiamo superare l'autostrada, quindi anche solo il pezzo da Borgo Veneto a Carceri parliamo di 5 viadotti e di 3 svincoli che sono assolutamente necessari, non se ne può fare a meno, e anche la parte da Borgo Veneto a Bevilacqua siamo intorno ai 500 milioni come costo, quindi interventi importanti che però li considero assolutamente necessari. Il primo stralcio è stato appaltato proprio in questi giorni. Sì, è stato appaltato in questi giorni, è stato aggiudicato, adesso la ditta, perché è un appalto integrato, dovrà fare la progettazione e poi ovviamente ci sarà la progettazione esecutiva e poi ci sarà l'inizio dei lavori, l'inizio lavoro 2025, però continuiamo a monitorare la situazione in modo che i lavori partano il prima possibile e poi continuiamo a ricercare le risorse per finanziare l'ulteriore stralcio.